Nelle campagne di Nugis, in località Tattinu, si trova un importante sito risalente all'età nuragica. Si tratta di un pozzo sacro, realizzato probabilmente tra il XII secolo a.C. e il X secolo a.C. È un pozzo che veniva utilizzato per i rituali legati all'acqua, preceduto da una scalinata di circa 20 gradini che portano a una polla sorgiva sotterranea. In origine probabilmente il pozzo era coperto da un edificio a cupola che oggi non si conserva più. Ma la caratteristica più importante e che rende il pozzo unico nel panorama dell'architettura sacra in Sardegna di età nuragica è la presenza di 2 architravi nella parte più profonda della struttura. Accanto al pozzo sacro, a pochi metri di distanza, sono presenti altre strutture realizzate con conci di granito locale di grandi e medie dimensioni. Spicca sicuramente un villaggio realizzato attorno al XII secolo a.C. e scavato, portato in luce dagli archeologi attorno alla metà degli anni 90 del secolo scorso. Questi scavi hanno portato in luce numerosi oggetti di terracotta, soprattutto vasi risalenti sempre all'età nuragica.